buongiorno. Da Sicilia 24 questi i titoli del telegiornale. Gli affari di mafia fra New York e Palermo, si rafforza il legame tra la famiglia siciliana Gambino e i boss americani per imporre nuove strategie del racket, 17 fermi per associazione mafiosa ed estorsione. Le mani del clan nel business delle scommesse illegali. I proventi dell'attività illecita contribuivano al sostentamento economico delle famiglie mafiose. La direzione investigativa antimafia esegue 10 misure cautelari. Prima investita da uno scooter, poi schiacciata da un'auto sulla circonvallazione, perde la vita a Catania. A 18 anni una studentessa di Solarino stava attraversando sulle strisce pedonali. Anche la Commissione Antimafia regionale indaga sul concorso svolto per 46 forestali della regione. Su 20.000 partecipanti, primo in graduatoria il figlio dell'ex capo del corpo. Tutti pazzi per il cappuccino. Oggi è la giornata internazionale dedicata al simbolo della colazione all'italiana. Virali i post sul tema di un influencer originario di Messina. Calcio, Catania tra campo e nuova guida tecnica. Al Massimino i rossazzurri sfidano il Picerno in Coppa Italia, mentre la dirigenza è vicina a definire l'ingaggio del nuovo allenatore. Lucarelli resta il favorito. In Serie B il Palermo cerca la vittoria scacciacrisi, al Barbera arriva il Brescia. Corini dice: siamo pronti a riprendere il nostro cammino. Ancora ben trovati. Blitz della polizia e dell'FBI contro le famiglie mafiose che operano tra l'Italia e gli Stati Uniti. Si rafforza così il legame tra i Gambino di Cosa Nostra palermitana e i boss, i cugini americani, per imporre le strategie del racket mafioso. 17 i fermi per associazione mafiosa ed estorsione. Il servizio è di Giusila Zara. Blitz della polizia e dell'FBI contro le famiglie mafiose che operano tra Italia e Stati Uniti. Scattati fermi tra Palermo e New York per 17 persone ritenute appartenenti o legate con vecchi boss dei clan palermitani di Torretta, Partinico e Borgetto. La famiglia mafiosa newyorkese dei Gambino, protagonista dell'inchiesta Pizza Connection condotta da Giovanni Falcone negli anni '80, torna al centro di un'indagine congiunta dello SCO e dell'FBI. I boss americani, emerso dalle indagini, continuano a fare affari con gli affiliati siciliani. Dall'indagine coordinata dalla DDA di Palermo è emerso anche un rafforzamento dei rapporti tra esponenti di alcune famiglie storiche di Cosa Nostra palermitana, i cosiddetti scappati, con la Cosa Nostra americana. Dai cugini siciliani, gli americani hanno imparato il metodo: chiedere somme ragionevoli per non inimicarsi le vittime. Una strategia che il racket del pizzo mafioso in Italia attua da tempo e che ora, su consiglio di un vecchio capomafia di Partinico, Francesco Rappa, adottano anche oltreoceano. L'utilità di esportare questo metodo che impone una diffusione più capillare, un'adesione meno traumatica ma più sostanziale e quindi più diffusa, che poi è quello che vuole l'organizzazione malavitosa, sia qua che là. I reati contestati sono di associazione mafiosa, estorsione, turbativa d'asta e incendi aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta ha anche accertato che in vecchie estorsioni commesse a danno di ristoratori di origine siciliane da anni a New York, Cosa Nostra siciliana avrebbe aiutato i clan americani a incassare facendo pressioni sui familiari delle vittime che vivono ancora in Sicilia. E dietro le scommesse clandestine c'erano appunto le mani di Cosa Nostra. La direzione investigativa antimafia ha eseguito 6 arresti, 4 divieti di esercizio della professione e dell'attività imprenditoriale tra l'Agrigentino e il Trapanese. I proventi di questa attività illecita contribuiva al sostentamento economico delle famiglie mafiose. Emanuela Corsi. Scommesse e giochi illegali, un business dietro il quale c'erano le mani dei clan. La direzione investigativa antimafia ha eseguito una misura cautelare nei confronti di 10 persone tra l'Agrigentino e il Trapanese, di cui una in carcere, 5 ai domiciliari e 4 divieti di esercizio della professione e dell'attività imprenditoriale. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, denominata Breaking Bet, ha permesso di fare luce sugli interessi delle famiglie mafiose di Licata, Campobello di Licata e Campobello di Mazara, proprio nel business delle scommesse.
Gli inquirenti hanno accertato una capillare distribuzione e installazione di postazioni per il gioco d'azzardo realizzata attraverso società intestate a prestanomi. Tramite gli apparecchi collegati in rete a siti internet esteri, ai giocatori era consentito di partecipare a scommesse su eventi sportivi e scegliere, oltre a giochi di abilità a distanza, anche opzioni di gioco tipo videopoker e roulette. Agli indagati vengono contestati reati di concorso esterno in associazione mafiosa, esercizio abusivo di attività di intermediazione nella raccolta di gioco con l'installazione di apparecchiature in assenza di concessione dell'Agenzia dei Monopoli, estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori. L'attività di scommesse era destinata a contribuire al sostentamento economico delle famiglie mafiose di Licata e Campobello di Licata, ma anche in parte ai vertici della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, permettendo a Cosa Nostra, oltre all'arricchimento economico, di intensificare il controllo delle attività economiche sul territorio. Era diventato il punto di riferimento di vari ambienti criminali nella città di Palermo. Parliamo del commesso giudiziario arrestato ieri perché è accusato di essere una talpa in procura. L'uomo avrebbe passato informazioni su indagini in corso anche a presunti noti boss dei quartieri popolari palermitani. Maglio Viola. Non solo fughe di notizie per avvertire gli indagati per rapina o per corruzione, ma anche le indagini per mafia erano nel mirino della talpa della procura di Palermo. Feliciano Leto è stato arrestato ieri e adesso emergono i dettagli delle notizie riservate che avrebbe carpito e fornito agli indagati. Leto avrebbe raccolto un intero hard disk copiando prove e atti dell'inchiesta della DDA per fornirli a Luigi Abate, boss del quartiere Calza di Palermo, conosciuto con il soprannome di Gino Umitra. Abate, dopo la morte 3 giorni fa di Antonio Lauricella, detto Uscintilluni, è l'ultimo boss del quartiere. Attualmente detenuto, ma potrebbe tornare presto in libertà. La Cassazione ha infatti rimandato alla Corte d'Appello l'ultima sentenza di condanna a 16 anni. Fine pena prevista quindi nel 2027, ma adesso le cose cambiano. La Suprema Corte ha infatti stabilito un riconteggio di quella pena, che potrebbe subire pesanti riduzioni. Per il GIP, Felice Leto era diventato il punto di riferimento per i diversi soggetti del circuito criminale palermitano a caccia di informazioni su indagini top secret. Grazie al suo ruolo di commesso giudiziario aveva libero accesso a decine di fascicoli della procura che spostava da una stanza all'altra, una posizione che gli consentiva di carpire notizie sulle attività investigative e di fare soffiate agli interessati. In altri 2 casi, oltre quello riguardante la mafia, Leto avrebbe avvertito i banditi di intercettazioni a loro cariche, spingendoli a dismettere le SIM in uso. Di grave danno alle indagini parla il GIP nella misura cautelare. Le notizie rivelate avrebbero compromesso le attività degli inquirenti. Drammatico incidente stradale mortale ieri sera a Catania. Una studentessa originaria di Solarino, in provincia di Siracusa, è stata investita 2 volte, prima da uno scooter e poi schiacciata da un'auto sulla circonvallazione. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali e così si ripropone il tema sicurezza in una zona che è già stata teatro di numerosi incidenti. Sentiamo Tonino De Mana. Travolta da uno scooter sulle strisce pedonali e poi schiacciata da un'auto che sopraggiungeva. È morta così Chiara Adorno, 18 anni, studentessa originaria di Solarino, falciata sulla circonvallazione di Catania, non distante dall'università che frequentava da poco tempo. Erano passate le 21 quando la ragazza è andata incontro ad un destino tanto crudele quanto beffardo. Chiara, dopo l'impatto con uno scooter Honda che l'ha sbalzata di diversi metri, è finita sotto una Fiat Punto che l'ha ulteriormente trascinata. A terra restano i segni, freddi numeri e spray bianco che ricostruiscono la dinamica di un incidente probabilmente causato dall'alta velocità in un tratto già tristemente noto. Qui gli incidenti sono all'ordine del giorno, già nella mattinata ce n'erano stati 2, perché i ragazzi attraversano, la macchina si ferma per dare la precedenza, ma quelli dietro vanno a tamponare la prima macchina. C'era il cavalcavia, era una cosa comoda, ora non so qual è la motivazione perché l'hanno tolto. Però il problema è che questa è una circonvallazione, secondo me dovrebbe essere una strada a scorrimento veloce, ma non lo può essere con tutti questi passaggi pedonali, semafori. Nonostante soccorsi tempestivi per Chiara non c'è stato nulla da fare, mentre l'uomo che si trova accanto a lei è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. In ospedale sotto shock anche i conducenti dei mezzi coinvolti. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la sezione infortunistica della Polizia Municipale. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Ed a causa del traffico è
stata una mattinata da incubo a Catania e nei paesi dell'Interland. Automobilisti imbottigliati per ore a causa di un tamponamento a Tondo Gioeni, lavori in autostrada, un camion che ha perso parte del carico in tangenziale nella zona di San Giovanni Calermo ed una macchina rimasta in panne sul viale Odorico da Pordenone, tanto da rendere necessario l'intervento di un carro attrezzi, a sua volta arrivato in ritardo perché è rimasto bloccato nell'ingorgo. E oggi a Sicilia 24 Focus, dopo il nostro telegiornale, si parlerà proprio di sicurezza stradale. Ospiti di Luca Ciliberti saranno l'assessore comunale alla viabilità Alessandro Porto e una rappresentante dell'Associazione Italiana Vittime della Strada. Potrete inviare le vostre domande con messaggi di testo al 342 7455 005. La trasmissione sarà in diretta su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. A Mascali, siamo sempre in provincia di Catania, un uomo di 39 anni è stato ferito con diverse coltellate ieri sera in un Luna Park. La vittima è originaria di Tortorici, nel Messinese, è stata sottoposta a intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe avvenuta per motivi personali. Torniamo all'omicidio di Samir perché c'è un secondo sospettato per l'omicidio del cameriere algerino ucciso nella notte fra venerdì e sabato in pieno centro a Palermo. Intanto, a carico del fermato, che nega ogni addebito, spunta anche l'impronta di una scarpa. Maglio viola. Non solo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona dell'omicidio, ma anche una impronta di una scarpa che risponde alla calzatura usata dal presunto assassino. Sono queste le prove a carico di Ali El Abed Baghera, il 32enne tunisino sospettato di aver ucciso l'algerino 41enne Samir Boudejemai, assassinato con 3 colpi di pistola nella notte fra venerdì e sabato scorsi in pieno centro, in via Roma a Palermo. Il movente sarebbe da ricercare nei clienti contesi. Vittima e presunto assassino lavoravano nei 2 ristoranti, uno a fianco all'altro di via Medico Amari. Avrebbero avuto tensioni in passato fra loro, anche se il fermato nega. Tutto nasce dal cosiddetto clan dei butta dentro, persone reclutate per stare davanti ai locali e invitare la clientela a entrare e consumare. E adesso viene fuori anche un secondo indagato. Si tratta di Saber El Abed, 30 anni, cugino di Ali, il fermato per il delitto. Quale sia il suo ruolo sarebbe ancora tutto da chiarire, ma a quanto si apprende avrebbe accompagnato il cugino a commettere il delitto. I 2 sarebbero andati in via Roma con un ciclomotore e questo farebbe venir meno l'alibi di Ali, che dice di essere rientrato a mezzanotte a casa proprio del cugino, del quale è ospite. Oggi intanto si tiene l'udienza di convalida del primo fermo, quello del presunto assassino, che ha negato tutto. La decisione potrebbe arrivare già in giornata, anche se il GIP per legge ha tempo fino a dopodomani. La Commissione regionale antimafia vuole vederci chiaro sul concorso Parentopoli per 46 forestali della regione. Si indaga sulla graduatoria. Il primo è il figlio dell'ex capo del corpo, appunto, della regione, Giusy Lazzara. Parentopoli, ci risiamo. La Commissione antimafia indaga sul concorso per 46 agenti forestali della regione. In 20.000 si sono presentati da tutta la Sicilia, partecipando alla selezione e inseguendo il sogno del posto fisso. La Commissione antimafia e anticorruzione all'ARS adesso vogliono vederci chiaro sull'intera procedura. Si indaga sia sul bando sia sulla graduatoria dopo le prove scritte. Il primo della lista è Alessio Salerno, figlio dell'ex capo della Forestale. Al 15° posto Felice Bruscia, il nipote dell'ex assessore comunale di Palermo e componente dello staff dell'ex assessore al territorio Totò Cordaro. E la graduatoria si allunga con altri nomi eccellenti, al momento ancora al vaglio delle verifiche. Sul caso le opposizioni all'ARS chiedono la sospensione della selezione e una nuova commissione, ma il governo Schifani temporeggia e richiede altre verifiche interne. Nel frattempo si va avanti e si valutano i titoli. Sul concorso incombono ombre anche sulla composizione della commissione giudicante. Per 3 volte sono stati sostituiti i componenti, tra loro la sindacalista della CGIL Rosalia Pirrello e la dirigente del Dipartimento Lavoro Rita Camporetti, tutti rimossi per motivi che non sono stati ancora ben chiariti e che richiedono la trasparenza delle procedure. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa e torniamo tra poco.
Seconda parte del nostro telegiornale. Il sindaco di Carini, Giovi Monteleone, e il suo vice Salvatore Badalamenti sono indagati per omicidio colposo per la morte di Gabriele, 12 anni, avvenuta nel 2021 al Parco Giochi Sofia in seguito al crollo della porta da calcio. Cambiamo decisamente argomento perché oggi è la giornata internazionale del cappuccino, uno dei veri e propri simboli della colazione all'italiana, amato un po' da tutti, ma c'è qualcuno che ne ha addirittura fatto uno strumento per diventare popolare sui social. Ci racconta tutto Francesco Aloi. Quando ha finito da fare il clistere, mi fai un cappuccino? Ma va. Tutti pazzi per il cappuccino, uno dei simboli della colazione all'italiana. Un mix di caffè e latte montato a vapore che risalirebbe al XVII secolo. Sarebbe stato un frate cappuccino ad aggiungere del latte al caffè in un bar di Vienna. Il nome quindi non è stato scelto a caso. 8 novembre Cappuccino Day, lo sapeva? Non lo sapevo, ma io il cappuccino lo adoro e non riesco a iniziare una giornata senza il cappuccino, quindi per me cappuccino sempre. Noi siamo per il caffè, no per il cappuccino. Ma il cappuccino le piace oppure niente? Sì, però preferisco il caffè. Però deve essere con la schiuma e se c'è magari qualche disegnino sopra è anche meglio, è più instagrammabile. Cornetto e cappuccino è la classica colazione da bar, ma oltre al gusto c'è chi dà importanza anche alla presentazione. La maggior parte delle volte scriviamo noi di spontaneità nostra, magari scriviamo un buongiorno, un buon sole, facciamo delle decorazioni magari inerenti alla giornata o al periodo. Tra i tanti influencer c'è chi ha avuto successo proprio grazie al cappuccino. Un barista messinese, Antonio Bernardo, in arte Tony Berry, è popolarissimo. Brioche cappuccino. E così per il barista artista che da anni vive a Roma, disegnare Messi che bacia la Coppa del Mondo è un gioco da ragazzi. Ma l'immagine più bella è questa: Falcone e Borsellino raffigurati anche in un buon cappuccino. Bene, ci fermiamo ancora e poi rientreremo per l'ultima parte con il calcio. Ultima parte di Sicilia 24 con il calcio. Questa sera Catania in campo al Massimino per il secondo turno di Coppa Italia contro il Picerno. In panchina andrà il tecnico della Primavera, Michele Zeoli, ma la società lavora al nome del nuovo allenatore, Francesco Triolo. La Coppa Italia per pensare al campo, lasciando fuori tutte le altre situazioni, dall'addio di Laneri e Tabiani alla nuova riorganizzazione della società con l'ingresso di Bresciano e il CDA, ai nomi caldi per la panchina, dove stasera intanto siederà Michele Zeoli. Catania Picerno alle 20:45 al Massimino vale per il secondo turno di Coppa Italia, ma servirà anche per recuperare quella fiducia necessaria per rialzare la testa anche in campionato. E proprio sulla testa ha detto di aver lavorato Zeoli, di fronte a una delle squadre che meglio sta facendo in questa avvio di stagione. Mancheranno Rocca, Bocic e Chiricò, dovrebbe rientrare Rizzo dal primo minuto dopo essere rimasto fuori per un paio di gare. In attacco Sarao con De Luca e Chiarella. Queste le decisioni del tecnico della Primavera rossa-azzurra, scelto come traghettatore in questa delicata settimana. Uno Zeoli che ha chiesto anche il supporto del pubblico, consapevole che la gara presenta delle insidie non da poco, ma occorre superare questo ostacolo soprattutto sotto l'aspetto psicologico. Poi toccherà alla società dare una guida tecnica ambiziosa ai rossazzurri. La scelta ormai si è ridotta a 3 nomi, 2 ex, quello di Rolando Maran e quello di Cristiano Lucarelli, e l'ultima entrata, Brocchi, proprio il livornese, sarebbe ad oggi però la scelta numero 1 perché conosce meglio la categoria e ha le motivazioni giuste per un ritorno sotto l'Etna. Lucarelli ha già incontrato Grella, si lavora sull'accordo economico, ma non solo, si sta discutendo soprattutto sulla durata contrattuale. Lucarelli vorrebbe costruire un progetto su 3 anni, quindi con scadenza 2026, il Catania invece vorrebbe arrivare a giugno 2025, una soluzione che prevederebbe l'opzione per il terzo anno potrebbe mettere tutti d'accordo. Il Palermo torna in campo oggi pomeriggio alle 18:30 per affrontare il Brescia nel recupero della seconda giornata di campionato. Corini vuole una vittoria per uscire dalla crisi. Marco Gullà.
Il Palermo è in una fase di semicrisi. Un punto nelle ultime 3 partite, non vincere oggi contro il Brescia nel recupero della seconda giornata di campionato farebbe sprofondare i rosanero in una crisi certificata. Alle 18:30 al Valbera il Palermo deve necessariamente fare 3 punti per non perdere ulteriore terreno nei confronti di Parma e Venezia. Corini perde Di Francesco e Segre ma recupera Di Mariano e Koulibaly. In avanti Insigne dovrebbe essere confermato a destra, Mancuso potrebbe giocare dal primo minuto nell'ibrido ruolo di esterno sinistro accentrato, mentre Brunori è confermato al centro. Corini sa bene che il momento che la sua squadra sta attraversando è il più complicato della stagione. Siamo qua pronti a lavorare, a fare il meglio sempre ogni giorno e a prepararci, perché la volontà è quella appunto per me di fare una grande partita col Brescia, una vittoria ci proporrebbe di nuovo nelle prime posizioni, che è quello che abbiamo detto dall'inizio dell'anno che vogliamo fare, stare attaccati alle prime, lottare, competere. Lo stiamo facendo, purtroppo c'è stato un rallentamento nelle ultime 3 partite, innegabile perché lo dicono i risultati, ma c'è anche la volontà di continuare un percorso che era iniziato in un certo modo. In difesa il tecnico rosanero dovrebbe affidarsi ancora al quartetto titolare, ovvero Mattei, Lucioni, Ceccaroni e Lund. A centrocampo torna Stulaz assieme ad Henderson e Gomez. Fischio d'inizio alle 18:30. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con il telegiornale su Telecolor alle 19. Vi lascio adesso al nostro focus, oggi dedicato al tema della sicurezza stradale, condotto dal collega Luca Ciliberti.